Un muro che chiude la visuale sull'albergo Dalle Nogare di Malintrada, non provvisorio ma permanente, come a fare da barriera alla struttura che accoglie i migranti. Giuseppe Viotto, che l'hotel lo ha a suo tempo creato e gestito, assistendo poi impotente alla tragedia del suo successore, il cinquantenne romeno che a ottobre, poco dopo l'arrivo di 16 migranti e le conseguenti contestazioni, si era tolto la vita, denuncia il disagio legato a quel manufatto. Il problema principale è aver fatto un piccolo muro qui davanti, proprio ostruendomi completamente i parcheggi e avendo l'attività adiacente al piccolo muro che hanno fatto. Viotto interroga il comune perché erigere quel muro di metallo che crea tanti disagi. Lui questa struttura la conosce bene. Questo albergo qua io l'ho fatto, formato, sono un ex proprietario dell'albergo, sono un ex gestore dell'albergo. Secondo il mio punto di vista, per fare una formazione sarebbe l'ideale perché c'è la cucina, potrebbe insegnare a fare il pane, a fare le pizze, a fare le paste e sarebbe un ottimo, essendo qui al caldo con tutti i conforti che ci sono, di avviare questa gente a imparare qualche cosa, e che vi parla è uno che è stato nel 61 in Australia. Non erigere muri ma dare ai migranti opportunità. Il problema è che qualcuno lo riporrebbe proprio esatto, è un fattore un po' anche politico. Ho notato che la cattiveria assemblata assieme all'ignoranza è peggio della fame.